Adesso vediamo la S e la Z. Prima vi ho già detto che la Z, sibilante sonora, si può scrivere con una S singola, ma posizionale, o con la Z. La scelta dell'uno o dell'altra è a seconda della posizione. La S sibilante sorda, S, si può scrivere S oppure doppia S, e anche qui la scelta dell'uno o dell'altro dipende dalla posizione. Cerchiamo di capirci quali sarebbero queste posizioni. Se all'inizio della parola voi volete fare il suono S, cioè per esempio il sale, in piemontese si dice la sal, quindi la sal si scrive S-A-L, semplicissimo. Se invece volete fare il suono S a inizio di parola con la vocale dopo, quindi per esempio la gita, che è il nome della lettera Z, oppure la zanzibia, che è una parola vera, vuol dire la gengiva, scrivete Z, zanzibia, zanzibia. Fin qua non è difficile. A inizio di parola non c'è problema. Poi cosa succede? Andiamo subito alla fine di parola. A fine di parola, se voi scrivete una S sola, si legge S. Per esempio, amis, che vuol dire amico, amis, è sonoro. Luis, che vuol dire Luigi. Se invece volete fare la S sorda a fine di parola, per esempio gross, che vuol dire grosso, scrivete due S, gross, perché è una S, non è una S. Non dite gross, dite gross. E allora scrivete due S. Fin qua semplice. Abbiamo fatto l'inizio di parola e la fine di parola. Boh. Però, cosa succede se, per esempio, nella parola sgaire, che vuol dire sprecare, la S non c'è dopo una vocale, ma c'è dopo una consonante, in questo caso la G. Cosa succede? Che la S, siccome la G è sonora, allora la S è sonora anche quella, quindi si dice sgaire. Molto semplice. Se invece la consonante è sorda, per esempio spew, spew, che vuol dire sputo, sono riuscito a farlo senza sputare. E la S è sorda, perché P è sordo, quindi S anche è sordo. Molto semplice, non è così difficile. Se la S è in mezzo alla parola, in mezzo a due vocali, se voi ne scrivete uno, per esempio la busa, che è la cacca della mucca, si scrive busa, busa, e con una S sola, busa. Vale anche per parole più belle, cioè, ci sono parole più belle, per esempio la fiusa, che è una vecchia parola per dire la fiducia, fiusa, fiusa si diceva una volta. Vi rendete conto quante parole si dicevano che non si dicono più? Fiusa con una S sola, ecco. Fa rima con busa, ma sono due parole di diversa bellezza. Se però volete fare la S sorda tra due vocali, prendete per esempio la stissa, che vuol dire la goccia, quella si scrive la stissa con due S. Fate attenzione, la T è sorda, quindi stissa, S, sorda, T, isa, due S, sono tutte due S sorde, stissa. Per esempio la parola bisogno, che vuol dire bisogno, bisogno, anche questo non è che si dica più tanto, però bisogno si scrive BZOGN perché la Z sta a rappresentare una S sonora, una sibilante sonora. Invece la parola accent, che è un francesismo vecchio, che si usava per dire quando uno parlava con un accento, perché in piemontese se voi dite l'accent si intende quello sulle lettere, se però voi dite l'accent si intende l'accento di come uno parla. Quindi se uno parla all'accent vuol dire che ha l'accento di una lingua, che può essere qualsiasi lingua, incluso il piemontese. L'accent si scrive CS, c'è una consonante prima e dopo c'è una S, perché? Perché quella S lì è sorda. Accent, non è accent. Quindi avete capito che c'è questa regola che in piemontese, vedete che bella questa regola, quando una sibilante tocca un'altra consonante, se la consonante è sorda, la sibilante è sorda, se la consonante è sonora, la sibilante è sonora. Questa è una regola perfetta del piemontese, funziona perfettamente, non c'è nessuna eccezione. Quindi imparate questa regola e buon, fine. Questa era la regola delle S. Poi abbiamo il problema della V, il V, la lettera V. Cosa succede? In piemontese la V è posizionale e ha funzioni semivocaliche.
Allora vi spiego, sostanzialmente la V e la F in teoria sarebbero V la versione sonora e F versione sorda, e in teoria sarebbero sposati, ma cosa succede? Che la V tradisce la F, se la fa con la U, quindi sostanzialmente la V a volte si legge V e a volte si legge U. Non è un lascito del latino, sono tutte cose che sono successe dopo, però anche in latino la V in realtà voleva dire U. Cosa succede? Che se io vi faccio vedere questa frase, vai revira l'ouvur la ve sua vittura neuva, bellissima frase composta da me per farvi capire, in questa frase tutte le V hanno funzione consonantica, quindi si leggono ve, fricativa. Vai revira l'ouvur la ve sua vittura neuva, un modo vecchissimo piemontese per dire quante volte ha voluto lavare la sua nuova macchina. Bella questa frase. Ho usato anche la forma interrogativa che non lo usa più nessuno. Se invece prendete un'altra frase, gaute chi l'hai trua le ciao. Qui ci sono 3 V scritte, ma hanno funzione semivocalica. Si leggono U sostanzialmente. Gaute. Scrive gavte perché il verbo è gavè. Mi gavu. Ti gavi, che la gava, noi gavuma, voi gavi, l'ura gavu, ma le coniugazioni le facciamo poi un'altra volta. Comunque, gaute è un imperativo, vuol dire togliti. Togliti che ho trovato le chiavi. Togliti che ho trovato le chiavi, le ho trovate io, togliti. Gaute, chi l'hai trua, le ciao. Trua, voi vedete che c'è scritto O e V. Voi sapete che la O senza accento in piemontese si legge U. Quindi, quando ci mettete una V dopo la U, voi allungate la O. In piemontese, quando tu hai una U lunga, non usi mai, non scrivi mai 2 O, non si scrive così, però si scrive O e V, quindi ha la funzione di allungare la U, la O che si legge U. La V la allunga, quindi non è trois, ma è trua, quindi vuol dire che è allungata. Le ciao. Ciao, voi vedete che si legge U, perché a fine di parola la V si legge U, in quasi tutte le varietà di piemontese. A meno che voi non siate di Biella, allora Biella dicono la ciaf. Ma voi siete di Biella? Voi siete Biella? Biella? Che paese di Biella? Valdengo, Camburzano. Voi di dove siete di Biella? Voi non siete di Biella, quindi dite la U finale, che è il piemontese comune, diciamo. Quindi sostanzialmente voi prendete come regola che la V si legge sempre consonantica, è una consonante, quindi primo lavoro fa la consonante. In teoria sarebbe accoppiata con la F, poi in realtà non diventa mai F la V in piemontese, diventa U, e diventa U in 3 posizioni, quando dopo c'è una consonante, quando prima c'è una O che si legge U e quando a fine di parola si legge U, quindi in 3 posizioni. Questo è quanto. No, non è quanto, perché adesso c'è l'ultima lettera, la lettera più difficile di tutte, la lettera che vi aspettava alla fine della lezione per darvele, la N faucale. Adesso vi riempie di patele la N faucale, perché la N faucale in italiano non c'è, ma proprio non c'è. Cioè, sì, beh, se andiamo con il lanternino troviamo dei rarissimi momenti in cui si dice, ma ascoltatemi un attimo. La N faucale è una N che è fatta con le fauci, per questo si chiama faucale, fauci. La N faucale si chiama anche N velare perché è fatta col palato e si pronuncia nga, ok? C'è per esempio una parola che abbia la N faucale, la lana, la lana significa la lana, la stoffa di lana, delle feglie, delle pecore, giusto? Ecco. La lana, provate a immaginarvi di dire langa, la langa stigiana, langa, le langhe, la langa. Togliete la g e dite quello che resta. Langa, vi viene fuori langa, perché quando voi dite langa, viene fuori langa. Ecco. Sostanzialmente cosa hanno fatto i piemontesi? Quando c'era una N da sola, per esempio lana, nella parola lana, loro hanno staccato
la N dalla A e hanno fatto l'ANA. Cioè è come se ci fosse N staccato A. E infatti la scrittura è col trattino dopo la N. Dopo, non mettete prima, dopo, perché è N staccato A. Infatti voi lo vedete benissimo, per esempio, nella parola boom, che vuol dire buono, boom, al femminile bunga, bunga, vuol dire buon staccato A, bunga. Questo è quanto. Questa è la N vocale, è già finita, non è che ci sia altro da dire sulla N vocale. A volte compare anche non verso la fine della parola, ma compare verso l'inizio, cioè l'unica parola che ce l'ha verso l'inizio è annamurese, che vuol dire innamorarsi. Oh, questa parola dolce che contiene la N vocale, quindi annamurese. Annamurese, attenzione, è interessante perché voi qui vedete una N vocale, an, che si attacca a una N dentale, quindi annamurese, annamurese. Questa cosa è perfetta se voi siete monferrini, perché Monferrato loro portano la N vocale al next level, al livello successivo, e loro mettono insieme la N vocale con la N velare, sempre, lo fanno sempre. Quindi loro, per esempio, bon, è il modo che hanno in Monferrato per dire buono, bon, però poi dicono le bunna, bon e bunna, bunna è una N vocale coniugata con quella dentale, quindi bunna. Bello, è il monferrino, è ancora più difficile del torinese. Poi c'è anche da dire una cosa, ci sono dei posti del Piemonte dove la N vocale non la fanno. Per esempio, se voi andate verso Cuneo, Tarantasca, Saluzzo, Dronero, lì non la fanno, lì dicono normale, buna, dicono... Ed è giusto, perché loro sono di Tarantasca. Ma voi siete di Tarantasca? Cioè, voi siete di quella zona lì? No. Cioè, siete di Busca? Siete di Caraglio? No. E allora dite la N vocale come tutti gli altri piemontesi, perché poi alla fine guardate che la maggioranza dei piemontesi la dice. Ecco. Bon, va bene, questo è quanto. Lezione sulle consonanti completata. Abbiamo fatto tutte le consonanti del piemontese. Sono tante, sono le consonanti, sono belle, bellissime, da sogno. Ah beh, poi c'è il suono gne, ma è come in italiano. Cioè, tutte le cose che non ho detto, tipo il suono gne, è perché sono uguali all'italiano. Quindi non le dico perché? Perché è un pubblico di peninsulare. C'è bisogno di dirlo, giusto? Aieppa daut da di, cioè non c'è nient'altro da dire. Vi faccio un caro saluto. Prossimo video, chissà. Spero che questo video vi abbia fatto sognare. Cereane, state bene.